Buonasera e ben ritrovati all'8ª puntata di Effetto Friuli Giovani. Ci stiamo avvicinando alla fine, ancora una puntata e poi insomma si concluderà questo ciclo. Oggi invece per essere più allegri dopo tante puntate dedicate a temi seri parliamo di musica e per farlo anche lo studio di Telefriuli si è un po' trasformato grazie anche all'impegno di Pierangelo Buttazioni in regia e di tutti gli aiutanti Paolo Bassi, Davide, Marco Pasquariello che questa sera sono dietro alla regia. E dicevo sì, uno studio un po' trasformato per dar spazio a dei musicisti che si esibiranno, saranno 3 le esibizioni in programma questa sera e sono i ragazzi del liceo musicale del Percoto, quindi insomma grazie per essere venuti qui e dopo insomma ci delizieranno con le loro note. Ospiti in studio oggi con noi, comincio dal più esterno, allora Stefano Palaferri, cotitolare della Groove Factory, la scuola di musica di Martignacco insieme ad Alessio Turchetti. Al suo fianco, ciao, grazie. Potete fare un applauso, di solito. Al suo fianco Alessio Venier, che invece è il direttore d'orchestra dei Filarmonici Friulani. Buonasera. Buonasera. Con grande piacere vi presento un mio collega, stimato collega Andrea Ioim, che vive di passioni, quelle calcistiche, ma soprattutto, a mio avviso, quelle musicali ed è il nostro critico musicale, insomma, per eccellenza. Ciao Grazie. Marta, buonasera a tutti. Nonché anche Uomo delle Stelle, perché a seguire appunto ci sarà la trasmissione L'Uomo delle Stelle condotta proprio da Andrea. Allora, dicevo, il tema di oggi è la musica e immagino che molti di voi ascoltino musica, credo quasi tutti, e naturalmente sono diverse le modalità o comunque di fruizione della musica. Il tema di questa sera voleva parlare appunto di questa passione declinandola in diversi modi, ovvero c'è musica ascoltata come possibilità di aggregazione, come identità, ma anche musica fatta, musica che diventa un lavoro oltre che una passione. Allora io comincerei dai nostri ospiti, partiamo da loro prima di lasciare poi il spazio all'esibizione musicale. Cominciamo da come vi ho presentati, raccontatevi come è iniziato. Tu ad esempio sei un batterista. Così sembra. Così sembra, chi lo sa. Un batterio. Un batterio. Esatto. E nel 2006 vi viene un'idea a te, ad Alessio. Sì, allora io ho iniziato a suonare a 13 anni e ho sempre avuto passione per la musica, ovviamente l'ascoltavo, ho iniziato a suonarla con gli amici, un po' come spero facciano tutti. E da quando avevo 16 anni ho cominciato a pensare che poteva essere il mio lavoro, oltre che la mia passione, e quindi ho trovato un collega musicista che è Alessio Turchetti. Nel 2006 ci siamo inventati di aprire assieme una scuola di musica. Dico inventati perché ovviamente aprire una scuola di musica all'interno di un centro commerciale in Italia e in Europa non esisteva. A Udine poi non ne parliamo. A Udine non ne parliamo, esatto. Quindi abbiamo deciso di fare un qualcosa di particolare. Nel 2007 l'abbiamo fatto e quest'anno siamo contenti di raggiungere il nostro 10° compleanno che festeggeremo da settembre in poi. Quindi 10 anni di attività che sono cambiate nel corso del tempo, perché voi siete partiti da diciamo, un approccio più pop rock, dopo invece vi siete allargati. Sì, diciamo che la nostra indole più o meno rimane quella, quindi il nostro approccio è quello della musica moderna, facciamo dei corsi, abbiamo delle sale prove, uno studio di registrazione, organizziamo eventi, nel 95% dei casi intorno appunto a quello che è il mondo della musica moderna. E invece cambiamo argomento, cambiamo genere, invece vi faccio una piccola presentazione flash, parlando con Alessio Venier invece, perché qui si parla di musica classica, però fatta da un ensemble di under 30, di giovanissimi e insomma... Sì, noi abbiamo avuto diciamo, questa iniziativa un paio d'anni fa di fondare questa orchestra sinfonica e per diciamo, dare un'opportunità anche in ottica lavorativa ai musicisti classici della regione, quindi noi per adesso insomma, ci muoviamo su un'età che va dai 15 ai 30 anni, su per giù, insomma la media è comunque attorno ai 20, e cerchiamo di fornire una specie di ponte tra quello che è il mondo accademico e quello che è il mondo lavorativo vero e proprio, insomma, per quanto si può
in zona e con insomma, tutte le nostre problematiche varie. Certo. Sì. Allora, i primi due ospiti sono appunto ospiti che la musica la fanno e la passione è diventata poi anche un mestiere, un lavoro. Questo ovviamente immagino non faccia venire meno l'amore e la passione per chi fa musica, però insomma si può anche fare di questo che magari nasce come un hobby una passione. Andrea anche a sua volta non suona. Assolutamente non no. suoni, però Assolutamente la musica no. è diventata cifra importante della tua vita. È sempre stata, come diceva Lou Reed, la mia vita è stata salvata dal rock and roll. Sarei meno perentorio, ma comunque senza musica non riuscirei a immaginare le mie giornate, e i miei colleghi, compresa Marta, lo sanno bene perché qualche volta il volume arriva fino in fondo alla redazione. Ho avuto l'opportunità in questi anni, sia al Friuli come responsabile delle pagine spettacoli, sia qui a Tele Friuli con questo programma L'Uomo delle Stelle, di raccontare la musica che c'è in regione, sia quella che viene da fuori, sia quella che viene fatta qui da protagonisti spesso molto famosi, spesso sconosciuti, di nicchia, ma non solamente. È un mondo enorme, bellissimo, fantastico, che ogni giorno ti fa scoprire qualcosa di nuovo e ogni giorno è veramente una novità. Anche qui a livello regionale, quindi, tra l'altro l'orchestra di Alessio è un'orchestra che catalizza insomma, ragazzi che vengono anche non solo da Udine ma da tutta la regione. Da tutta giusto? la regione, sì, anche dal Veneto, insomma da zone un po' anche da fuori confinanti, regione, sì, certo. dipende da... E tu invece Stefano, anche da voi immagino che ci sia... Sì, più o meno è una tutta realtà... la regione ormai, sì. Quindi- Arriviamo qualcuno anche all'inizio del Veneto, però diciamo il 90% sono tutti studenti della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma anche qui si può fare musica e si può fare qualcosa di concreto anche se siamo insomma alla periferia e come sempre sembra che tutto tace. In realtà anche la scena musicale locale è piuttosto insomma vivace. Io chiamerei adesso per la prima esibizione il quartetto di sassofoni. Prego, accomodatevi. Mi servirebbe un gelato, ma devo chiedere in regia gentilmente se ce lo passano, così vi presento. Adesso vi do le spalle, scusate. Passo io a prenderlo. Bello della diretta. Eccoci, allora, passerò davanti a tutte le telecamere, mi odieranno. Prego. Buonasera, noi siamo il Game Saxophone Quartet. Approfitto per presentare al sax alto Andrea Biesotto, Guglielmo Tonnelli al sax baritono, al soprano Michele Gaglio e Enrico Narduzzi al sax tenore. Sui Telenic è il brano che eseguiremo. Buon ascolto. Grazie, prego.
Fabbro, serramenti in legno, legno, alluminio e PVC prodotti e assemblati nelle nostre fabbriche. Il vantaggio da acquistare direttamente dal produttore. Venite a trovarci a Buia. Oltre a una vasta esposizione potete anche visitare lo stabilimento e seguire le varie fasi di produzione. Novità Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Hai difficoltà? Insufficienze e lacune in alcune materie? Hai paura di perdere l'anno e vuoi recuperarlo? Frequenti l'università e vorresti un supporto per riuscire a superare gli esami e laurearti? Il centro studi EXCOL, con 25 anni di esperienza scolastica e formativa, è la risposta giusta a tutti questi problemi. Dalle elementari all'università, il tuo compagno di studi. EXCOL, tutta un'altra scuola. Per chi ha la corsa nel sangue, per chi cerca nuove sfide, per chi corre con il cuore, per tutti i runners. Domenica 7 maggio c'è la mezza maratona di Bibione. Bibione Half Marathon, mezza maratona nazionale. E per tutti la Bibione Fun, 10 km non competitiva. Info e iscrizioni su bibionehalfmarathon.it. Bibione Half Marathon, domenica 7 maggio. La corsa sul mare Adriatico. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna. Azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosattolegno.com. Eccoci rientrati, seconda parte di Effetto Friuli Giovani. Ci siamo lasciati con un'esibizione molto molto bella, complimenti ai ragazzi che si sono esibiti, e ripartiamo direi dai gusti musicali, così scaldiamo un attimo l'atmosfera. Parto dalla mia sinistra, difficoltà destra e sinistra, alla mia sinistra, chi ha il microfono, dai, si alza in piedi come sempre, dice il suo nome e ci dice che musica ascolti, così facciamo un po' di sondaggio. Allora, buonasera a tutti, sono Elena dell'Uccellis. Io ascolto tantissimo danza classica perché sono una ballerina e quindi sono molto appassionata e posso dire bravissimi ai ragazzi che hanno suonato prima, sono davvero bravi. Inoltre alla musica classica ascolto anche rap, ma anche la musica che si usa per la danza contemporanea e anche pop, che più o meno tutti ascoltano. Sì, esatto, ascolto un po' di tutto, non mi faccio problemi. Passa il microfono ai ragazzi che sicuramente scalpitavano per rispondere. Ciao Martino. Io sono Martino del Copernico. Io invece come musica ascolto soprattutto musica elettronica, soprattutto di ambito indipendente, prodotta da artisti alcuni anche molto molto piccoli della scena, soprattutto legata a internet, dato che come mezzo per la diffusione della musica si sta veramente prendendo piede, ed ascolto anche in realtà anch'io anche ad esempio ascolto anche del rap, ho anche ultimamente un po' di musica classica per tentare anch'io di spaziare. Per studiare latino, no? Quando ti prepari... c'è anche chi ascolta musica. Di qua invece vediamo i gusti anche di chi il liceo musicale lo frequenta. Okay. Buonasera, io sono Sebastiano Buralli del liceo Percotto. Io ascolto principalmente musica classica e in questo periodo sto rivalutando la musica di fine 800 inizio 900, soprattutto russa e francese. Satie,
Prokofiev, soprattutto con gli autori principalmente, ma anche musica moderna, elettronica, quindi un po' tutto. Beh, insomma, un connubio interessante. Certo, la musica è anche questo, no? Si può fare musica classica, tradizionale, poi altri? Fate un giro di microfono. Buonasera, così io sono Davide Morandini e io ascolto qualsiasi tipo di musica, dalla musica classica, quindi Chopin, Bach, fino alla musica commerciale del giorno d'oggi, perché comunque ritengo che avere una conoscenza generale per quanto riguarda tutta la storia della musica sia un bel bagaglio da portarsi dietro. Tu suoni? Sì, io suono il pianoforte. E tu invece? Il trombone. Di qua, altri che hanno il microfono, continuiamo questo sondaggino, dai. Io sono Michela. Ciao Michela. Mi piace più che altro la musica italiana, ascolto, ma la musica che ha un significato, cioè do molta importanza Perché anche ti alle piacciono i parole. testi? Sì, alle parole comunque penso che la musica sia un trasmettere le proprie emozioni, do molta importanza anche a questo. Altri di qua? Sì, dai. Sono Margherita Zuccato, frequento il liceo Percotto e come musica ascolto molto il rock dagli anni 60 agli anni 90 e mi piace molto ovviamente la musica classica e ultimamente sto rivalutando anche il jazz e il blues. E tu suoni? Suono il violino. Perfetto. Bene, palla ai nostri ospiti. Cosa ne pensate di questi ragazzi? E dopo parleremo magari anche di musica locale, di che gruppi conoscete, di qua, eccetera. Prego. Parto io? Sì, dai. Innanzitutto mi fa molto piacere che gli ascolti siano molto eterogenei. No? Normalmente quando fai la domanda che musica ascolti, di tutto, però no, che vuol dire anche niente alla fine, però molti di voi hanno contestualizzato realisticamente quello che ascoltano, quindi questo secondo me è molto positivo. E da titolare di una scuola di musica quasi prettamente moderna, come dicevo prima, sono il primo a dire che è fondamentale ascoltare comunque sempre tutta la musica. Un consiglio di uno degli artisti che è venuto a trovarci in questi anni, che è un batterista molto bravo austriaco, ci aveva consigliato ogni mese di andare in un negozio di CD e comprare un CD che non si vorrebbe comprare. No? Quindi cercare di sforzarsi realisticamente di andare un po' oltre ai propri gusti personali, perché molte volte si ricade sempre su quelle cose. No? Adesso Spotify aiuta molto allo zapping, quindi YouTube anche a gli ascolti consigliati, quindi chi è curioso sicuramente è facilitato, però anche questa cosa dell'acquistare un CD non è male. Ma questi ascolti secondo te sono, secondo voi, c'è questo tipo di ascolto che comunque è un po' pilotato da probabilmente qualche algoritmo e via dicendo, fa bene o fa male? Fondamentalmente quello che troviamo troppe online, robe commerciali magari? Non è troppo, semplicemente lì c'è del business, no? Quindi quando si fa business ovviamente si cerca di mandare il pubblico verso una direzione. Perché come quando tu digiti una cosa su Google e dopo per 2 giorni stranamente sei bombardato da pubblicità di quell'argomento, quindi no? Indicizzazioni eccetera eccetera eccetera. Però vedo che se uno ha voglia la musica alla fine la trova, la ricerca, e può seguire i propri gusti, sperimentare. Poi chi fa musica in gruppo, quindi suona con gli altri, sicuramente anche il confronto, cioè il parlare con i propri compagni e condividere idee, a volte scontrarsi, sicuramente aiuta ad avere nuovi input e spostare un po' più le barriere, che personalmente ritengo una cosa fondamentale oggi come oggi nel panorama che ci ritroviamo a livello musicale. Tu Alessio invece hai cominciato, intanto tu hai sempre fatto, cioè hai anche suonato, fai solo Sì, io sono un violinista, quindi anche continuo insomma a suonare. Fa veramente piacere vedere che c'è una globalità dell'ascolto, insomma, anche perché comunque conosco ovviamente la maggior parte musicisti classici per il lavoro che faccio, però tra di noi siamo, penso, quasi tutti molto debitori anche della musica moderna, insomma non è un problema. Io ascolto moltissimo Sting, moltissimo i Beatles, i Genesis, insomma non è, ovviamente sì, è una cosa un po' datata in un certo senso. Vabbè, però, insomma, lo so, così è. Però comunque sì, la visione magari storica è importante. Magari ascolti anche Fedez, non so però. No, sinceramente. Non lo so. Non riesco. Qua ridono, non piace, non è nel vostro genere. No, troppo poco classico, no? Mi pare. Però mi verrebbe quasi da fare una domanda. Anche certo. se qualcuno poi anzi, potete, dovete. E quando ascoltate musica, fate qualcosa, nel senso ascoltate musica studiando, facendo i compiti, camminando, prendendo l'autobus, eccetera, o ascoltate musica e basta?
Questa è una cosa che è abbastanza... Ti hai rubato la domanda, ma infatti è Oh, una cosa... scusa. Ma no, figurati. Non Assolutamente, anzi voi sentitevi liberi di intervistare i nostri ragazzi, e i nostri ragazzi ovviamente possono fare tutte le domande che vogliono. Rispondete, perché questo è interessante, insomma. Io in realtà ascolto la musica facendo tutto un genere di azioni. Ascolto la musica, ad esempio, esplorandola in media, quando cerco musica nuova, c'è qualcosa che mi interessa, sono lì davanti al computer che ascolto con le cuffie per tentare di apprezzarla al meglio. Poi, ad esempio, in realtà l'ascolto andando in giro. Io ho sempre le cuffiette nelle orecchie quando vado in giro per la città, spesso, ad esempio, anche mentre gioco, anche a volte mentre leggo. In realtà l'ascolto in molti modi differenti. Ecco, prima lui adesso ha detto anche, appunto, mentre leggo, il paragone che mi era venuto in mente prima quando tu dicevi bisogna ascoltare ogni mese, prendere un disco diverso, un album diverso. Naturalmente, insomma, la musica è un po' come i libri, no? Cioè, nel senso, uno può provare anche un genere che non è suo e poi magari trovarsi in un abito che gli calza il pennello. Prego, altre modalità di ascolto. Ciao, sono Luca del CEFAP. Io ascolto praticamente musica, diciamo, tutto il giorno, tutti i giorni. E che musica, visto che prima tu non sei intervenuto? Principalmente metal. Metal, heavy metal, rock. Bene, allora abbiamo l'ospite che fa per te. Legge la maglia. Sì, non siamo in tenuta metallara, ma... Anche facendo niente, New appunto, metal, anch'io leggendo, facendo qualsiasi cosa, camminando, anch'io le cuffiette sempre a portata di mano, insomma... Musica Come tu, tutto il insomma, giorno. la maggior parte. Di qua invece voi che con la musica avete magari un approccio un po' più meno, diciamo, d'evasione, perché comunque anche la studiate, come ascoltate la musica? In realtà io sono Alberto Zongaro del liceo Percoto e per me la musica è un po' come un amico, cioè l'amico di solito ti sta sempre accanto, non ti lascia solo, quindi io cerco di ascoltarla sempre e comunque cerco di ascoltarla perché mi fa compagnia, perché comunque mi dà forza, mi dà energia e mi aiuta molto ad affrontare la giornata. Comunque Ti dà la carica, sì, o comunque ogni buco utile emozioni positive per... Ogni buco utile che ho per ascoltarla l'ascolto. Ho sempre magari la cassa portatile o le cuffie, infatti a volte sembra un po' ridicolo magari andare in giro con le cuffie, però non riesco a farne a meno, diciamo. Beh, Poi, tra l'altro, insomma, per ascoltarla bene sì, le cuffie sono ancora... Poi anche, secondo me, per ascoltarla bene bisogna immedesimarsi nel pezzo. Infatti io non sto mai fermo quando ascolto, sembra un po'... cioè, ballo, perché tu faccio, sei suono. un addetto ai lavori, allora Sì, probabilmente... un pochino sì, un po' di deformazione quasi professionale, diciamo così, Sì, ci da sta batterista, ovviamente. Sì, tra l'altro. Dopo ci delizieranno con un'esibizione tosta sicuramente. Altri invece che ascoltano, cioè magari chi studia ascoltando musica? Alzate la mano così facciamo, abbastanza, insomma. Dimmi. Io ad esempio, dato che ascolto soprattutto musica classica, io comincio ad ascoltarla, magari prendo ad esempio Beethoven, non esiste nient'altro, solo Beethoven, solo quel pezzo. Io mi immagino, chiudo gli occhi, immagino un paesaggio che viene descritto dalla sinfonia, ad esempio. Ma quindi tu ascolti musica comunque in un momento di relax? Ma non solo, anche in un momento, diciamo, caotico l'ascolto e dentro solo in quella riesci a cosa isolarti lì. Io mi canto la melodia, la dirigo, immagino di essere proprio dentro, che è parte di me, esiste solo quella cosa, c'è solo musica in quel momento. Io la vivo così. Beh, insomma, bravo. Andrea, tu invece? Tu anch'io non... Tu che fai i compiti con la musica, Io no? faccio i compiti con la musica, come ben sapete, perché quando devo comporre, quando devo scrivere qualcosa, sì, è bene che... È ispiratrice. Che abbia le mie ispirazioni. No, quello che mi conferma, non è che mi colpisce perché già lo sapevo, ma comunque i millennials, chiamiamoli così, le ultime generazioni, hanno a disposizione una scelta illimitata e da questa scelta illimitata tu puoi fare o delle scelte settoriali, quindi dedicarti solamente a un genere, oppure pescare qua e là, e questa vedo che è un po' la scelta più diffusa, soprattutto con cose che stanno anche in opposizione fra di loro, perché ascoltare musica classica e rap
20 anni fa ti avrebbero tirato dietro qualcosa. Adesso è assolutamente normale, anzi probabilmente ti permette di capire meglio anche certi meccanismi. Quindi tu dici anche la maggior fruibilità e accessibilità, perché insomma adesso, come diceva Martino... No, infatti quello che invece volevo chiedere io è se qualcuno di voi acquista musica fisicamente, CD, vinile, se qualcuno sa cos'è un giradischi, oppure anche semplicemente su qualche piattaforma digitale. O se vai ai concerti. Che è un altro modo di supportare soprattutto anche gli artisti locali. Allora facciamo così, visto che mancano pochi secondi alla pubblicità, io manderei la pubblicità e quando rientriamo appunto facciamo rispondere a queste due domande. Allora pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta, il martedì dalle 19:45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Serra Metal, esperienza ultra cinquantennale nella realizzazione posa di serramenti, carpenteria metallica, automazione, serramenti e cancelli. Software all'avanguardia, modernissimi macchinari di taglio e fresatura, tecnologie ed esperienza dell'azienda, la sua migliore referenza. Ci trovi a Mortegliano in via Bugliatti, telefono 0432 760086. Offshore Unimar, a Lignano Riviera, porto turistico Marina 1, in collaborazione con Cantieri Beneteau e i prestigiosi motori Honda. Offshore Unimar, importante cantiere da diporto di Lignano Sabbiadoro. Un piacere da scoprire al porto turistico Marina 1 di Lignano Riviera. Per info www.offshoreunimar.com. La bandiera del Friuli dal 24 marzo sventola in edicola assieme al settimanale Il Friuli. La trovate in allegato al giornale al prezzo irripetibile di 4 euro. Un'occasione unica da non perdere per tutti i friulani. Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Allora, ci eravamo lasciati con due domande in sospeso, quindi a voi la parola. Se acquistate dischi, quindi vinili, se avete anche il culto dell'oggetto in sé, o se comunque acquistate CD, musica, MP3, insomma, come vi muovete. Tu che hai il microfono, dai, oggi no, timidezza, che tanto si parla di musica. Del Cicconi, no, del Beardi, ho fatto entrambe le scuole. Va bene lo stesso, non è un problema. Io sia in molti casi acquisto i dischi, perché in molti casi è bello anche proprio avere il CD, perché in molti casi sia il CD che la custodia e tutta la presentazione sono fatte molto bene, sia quando c'è le rare occasioni in cui gli artisti che ascolto fanno i concerti,
vado volentieri ad ascoltare. L'ultimo è stato il concerto di Rammstein, se non ricordo male, nel... Qua, no. Sì, Villa Manin di che anno? 2011 o 13, mi pare che fosse del 13, 2013. Ed è, oltre al fatto di ascoltare musica, sono belli anche gli eventi. musica leggera, insomma, anche tu ti avrei seduto di là. Beh, ci sono gruppi molto più pesanti dei Rammstein, quindi Sicuramente, si può però, definire anche insomma, abbastanza leggera. Loro poi col packaging ci sanno fare, quindi... ma non approfondiamo. Comunque ascolto anche altro, non solo metal. È il filone principale, però ascolto più o meno ogni cosa. Bene, grazie. Di qua chi ha il microfono? Coraggiosa. No, io ho la fortuna di avere comunque una mamma che ha la passione per la musica, quindi ho una grande collezione di dischi a casa e spero che tra un po' mi regalino a me un giradischi, perché vorrei provare ad ascoltare musica con il vinile e sì, vado anche molto volentieri ai concerti dei miei amici, di orchestre importanti, vado molto volentieri anche di musica contemporanea, leggera. Beh, insomma, voi che la musica la fate, alla fine ogni occasione è comunque un piacere, immagino, anche se poi ci saranno dei generi che proprio vi stanno antipatici e con cui non c'è feeling. Quali sono? Vedo che, dai, speriamo a zero su qualche cosa che proprio non si può ascoltare. Il rap italiano. Così, tranne Caparezza. Tranne Caparezza, ma non è proprio rap Caparezza, no? Sì, è partito dal rap, Di qua invece cosa dite? Cosa rispondete a... Borderline. Sì, o alla domanda di Andrea e dei ragazzi, oppure al discorso del rap, fate voi. No, il discorso del rap preferisco non toccarlo. Ok. Potrebbero volare oggetti. Perché ti piace o non ti piace? No. No, l'ho ascoltato, ho no, avuto un periodo rap, basta. Sì, infatti. Essendo abbastanza giovane, mi sto cominciando adesso a comprare le cose riguardo la musica, perché io ritengo molto importante anche gli oggetti, le maglie, oggetti, eccetera, riguardo le mie band preferite, i dischi, io li ritengo importanti, biglietti per i concerti, sì, più che posso, più che posso, perché ci tengo a vedere le band che ascolto nelle cuffie, a vederle di fronte a tutta un'altra cosa, secondo me. Ovviamente la musica dal vivo, specie insomma di band che si ascoltano, è sicuramente un'emozione insomma unica, su questo non ci piove. Allora, vi leggo un messaggio composito, insomma. Comunque questo ascoltatore dice: esistono generi musicali, chiede, che uniscono anche le famiglie, come nel discorso di prima. Effettivamente i tuoi genitori e una ragazza ha detto dal pubblico appunto che in famiglia ci sono dei dischi, quindi vengono ascoltati anche quelli, una passione insomma che arriva anche da casa, oppure i nuovi e i vecchi stili fungono da barriera comunicativa, ammesso che ci siano nuovi e vecchi stili musicali. Giro a voi la parola, secondo me... No, secondo me non ci sono barriere. In questo momento non ci sono vecchi o nuovi stili, non c'è un genere caratterizzante, è tutto presente contemporaneamente nello stesso momento in tutti i luoghi, per cui non ci sono barriere da questo punto di vista. Si parlava prima, insomma, nella nostra generazione c'erano delle barriere che erano molto più rigide, purtroppo, per fortuna, non lo so, però non ne potevi uscire. C'era forse meno accessibilità, meno anche contaminazione, perché per internet consente anche questo. Era qualcosa, l'ascolto era qualcosa di condiviso, quindi l'ascolto di un nuovo album, di un nuovo artista, era qualcosa che condividevi con tutti. Adesso non lo so se succede la stessa cosa o se l'ascolto in cuffia fa diventare un po' solipsistica l'esperienza. Chiediamolo, nel senso, in effetti l'ascolto è un po' un ascolto in solitaria. Vai. Io mi chiamo Giada e tornando comunque al discorso di prima, compro tanti CD, cioè il più possibile, e secondo me l'ascolto in cuffia non è che isola proprio una persona, perché io vedo anche con le mie amiche, se trovo una canzone o un album che mi piace particolarmente, lo condivido con i miei amici e magari nasce piace dopo magari anche ad altri, quindi viene condiviso con tutti quanti. E magari sì, non potete andare a concerto insieme, sì, insomma, ci sono comunque la condivisione dei gusti. Se ha le cuffie ci si isola da tutto il resto.
Invece prima il discorso anche dei gadget, in effetti la musica è anche molto spesso una sorta di, come posso dire, un elemento di appartenenza, cioè portare una felpa piuttosto che con un logo piuttosto che un altro identifica anche quel, poi insomma chiaramente si va sempre a spanne, però identifica quel tipo di ascolto e di gusti musicali. Come vi relazionate? Voi ad esempio siete tutti vestiti oggi ovviamente da esibizione, quindi super eleganti e tutti uguali, però non so, vi ritrovate in questo discorso, anche se magari ascoltate musica classica, però nel senso che ci sono dei segni o comunque degli oggetti che possono fare più gruppo o identificare una determinata tipologia di movimento, non so, c'è stato il punk, uno diceva il metal, piuttosto che il rap. Chi ha il microfono? Silenzio, vai. Buonasera, sono Guglielmo. Sì, tu che hai questi capelli, ad esempio. No, sì. Me l'hanno chiesto anche prima fuori, ma io non ascolto reggae, non mi piace purtroppo, più lo ska. Ma... Beh, guarda, insomma. No, sono più un tipo da, diciamo, beat, punk, un po' da Prodigy per chi conosce, ecco. Una musica comunque piuttosto abbastanza pestata, perché quello è il bello, se no... Io sono uno che va ai concerti non per stare seduto a sentire, ma per stare in piedi e magari se ci scappa il pogo, magari. Ah, quindi va ancora di moda quindi il pogo più che altro. Sì, okay. no, molto di moda, almeno ai concerti. Beh, giusto, in effetti. Quindi ecco, tu invece appunto hai questa capigliatura che magari può trarre in inganno e invece... No, sono più i pantaloni oggi, da punk. Ma... E poi però la camicia bisognava metterla perché sennò non si suonava. Anch'io sono... Tutti si vestono eleganti e poi insomma si sa che magari a casa. Di qua invece? Altra domanda, allora, abbiamo parlato di musica, di musica acquistata, concerti, invece per quanto riguarda, anzi no, mi fermo, ve la lascio dopo la domanda sulla musica friulana perché mi interessa capire anche come siete messi da questo punto di vista. Adesso mi passi il microfono perché chiamerei, grazie, molto gentile, chiamerei qui il secondo intervento musicale, quindi duo di violino e violoncello. Vi presento e vi lascio i vostri minuti di esibizione perché devo tener conto anche del tempo e non avevo visto che eravamo già oltre. Allora, presenta tu. Allora, ragazzi, mi fate fare i giri, prego. Buonasera a tutti, siamo Anna Savicka e Mario Reveda. E stasera per voi suoniamo Passacaglia di Johan Halvorsen. Grazie.
Fabbro, serramenti in legno, legno, alluminio e PVC prodotti e assemblati nelle nostre fabbriche. Il vantaggio da acquistare direttamente dal produttore. Venite a trovarci a Buia. Oltre a una vasta esposizione potete anche visitare lo stabilimento e seguire le varie fasi di produzione. Novità Incanto, il serramento rivoluzionario in legno alluminio senza manutenzione. Ricorda, Fabbro, quello della B rovesciata. Le stagioni passano, la qualità Caramel è per sempre. Oggi con la super promozione famiglia per gli under 35 che mettono su casa 50% di incentivo statale più sconto Caramel del 40%. Per i giovani genitori con figli fino ai 10 anni 50% di incentivo statale più sconto Caramel sulle camerette del 28%. Per gli over 50% di incentivo statale più sconto Caramel su tutti i divani del 25%. Tra le tante offerte trovi tavolo Firenze in rovere cantabrico 1.290 euro, libreria birmana in rovere selvatico 1.890 euro, gruppo camera artigianale Mirror in rovere 2.490 euro, credenza in rovere sbrecciato 1.490 euro, porta TV rovere ferrovia 1.390 euro. Mobili Caramel, mai così conveniente, con la super promozione famiglia nelle sedi di Meole Palmanova e a Noventa di Piave chiude e sconta tutto fino al 70%. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Orientarsi nel mercato immobiliare spesso può essere difficile. Ci vorrebbe una guida a cui affidarsi, qualcuno che ti accompagni dritto alla meta. Noi di Cuore Immobiliare siamo il punto di riferimento giusto per te che vendi, affitti o cerchi casa. Perché Cuore è più di una semplice agenzia immobiliare. È una rete di consulenti che condividono risorse ed esperienze per aiutarti a trovare la soluzione giusta nel minor tempo possibile. Cerchi un posto tranquillo, magari dove convivere con il tuo amico a quattro zampe. Oppure vuoi un ufficio nel cuore della città? Nessun problema. Noi agenti Cuore siamo professionisti specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi tua esigenza. Con la nostra rete marketing siamo presenti su tutti i canali di comunicazione e così la tua casa, per vendere, affittare o acquistare velocemente e in perfetta serenità. Perché 30 anni di esperienza sono un patrimonio che non si improvvisa, perché per noi la casa è una questione di cuore. Cuore Immobiliare. Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna.
Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati e continuiamo a parlare di musica oggi con i nostri ragazzi a Effetto Friuli Giovani, ma prima devo anche fare i complimenti ovviamente ai ragazzi che si sono esibiti, sono arrivati complimenti da casa, diversi messaggi, adesso non ve li leggo singolarmente, comunque insomma complimenti a tutti. Poi c'è chi scrive che ascolta musica rap albanese, il mio preferito è Noisy, spero di dirlo giusto, la musica ti rilassa, come si dice? Sì, non so. La musica ti rilassa, è una cosa fantastica. Poi abbiamo altri contributi di chi, insomma, ha anche una crew di b-boys che balla breakdance, ma appunto qua siamo nel comparto danza e purtroppo oggi non avremo il tempo di parlare di questo, però insomma è anche strettamente legata a questo tipo di danza, in effetti ha un determinato tipo di musica. E, dicevo, ci siamo lasciati sulla musica friulana, nel senso che più che altro mi interessava chiedervi se qualcuno di voi ha un gruppo, perché a parte voi che suonate ovviamente per motivi anche di studio, però immagino che più di qualcuno di voi abbia un gruppo e si ritrovi a suonare con gli amici. Chi ha? Sì? Di qua? Cioè voi nessuno suona? No? Di qua invece sì, alla mia destra? Bene. E quindi è una cosa strana però che davvero non c'è nessuno, cioè pochissimi. Quanti sono? Alzate la mano quelli che hanno 2. Beh, pochini, insomma, comunque siete una minoranza e stupisce un po' questa cosa. Cosa ne pensate? Triste. Beh, magari io sono un po' triste. Fruitori, sì, perché voi siete musicisti, doc. No, ci piace la sala prove, no? Sì, cioè, certo. Esatto. Beh, piace io stare assieme. Non lavoro scrivere, se non ho argomenti di cui scrivere diventa un po' problematico. Insomma, allora qua la musica, magari voi insomma che fate anche il percotto avrete una carriera musicale, più avanti vi metterete insieme gruppi. Qua invece abbiamo fruitori. Tu avevi una domanda invece da fare, Luca. Dato che sta facendo parecchio scalpore questa cosa, soprattutto tra i preadolescenti, volevo fare una domanda generale, poi non picchiatemi nel caso. No, violence, no. Cosa ne pensano i ragazzi e cosa ne pensano i più esperti di musica nella stanza del fenomeno, attenzione, Rovazzi / bello figo? No, perché sta facendo veramente uno scalpore allucinante e io mi sto chiedendo perché, cosa hanno di diverso dalla musica vera. Dalla musica vera, già questo. Musica vera, perché quella non la puoi un po' di pregiudizio. Lascia la domanda. Sì, va bene. Allora, chi risponde? Prima voi, così dopo voi avete tempo di pensare. Il termine fenomeno si capisce da sé, no? Come dice il tedesco, selbstverständlich, è ovvio, si capisce da sé. Fenomeno è un fenomeno, la musica è un'altra cosa, sono delle cose commerciali / sensazionali che durano quello che durano, insomma. Per far soldi, insomma. Ma insomma i soldi sì, li fanno, ma non è che durano quello che durano. Durano pochissimo. Però insomma la popolarità, hanno la scadenza come lo yogurt, per cui onestamente. Io questa cosa l'avevo sentita dire quando ero bambina, Che di Madonna, però poi è rischioso dirlo, no? Magari ci troviamo Rovazzi tra 10 anni, cantautore. Questo io non credo. Ecco. Quasi una speranza. Però proprio io ho detto per fare soldi sicuramente insomma dietro c'è una macchina che produce anche effettivamente, mentre fare musica, insomma vivere di musica non è così facile, no Alessio? No, non è per niente facile perché comunque sì, appunto la domanda sul chi è che ha dei gruppi era anche una domanda particolare perché da soli è praticamente impossibile, insomma ce n'è uno su 10.000 che probabilmente riesce ad arrivare a dei livelli tali da poter sopravvivere da solo facendo il musicista. Quindi la dimensione così di gruppo, di sociale ovviamente è quella che dà più sicurezza in questo senso. Si diceva prima che forse anche il fatto che l'ascolto è così cambiato è diventata una cosa privata a casa, mentre appunto ovviamente anche per me, perché insomma io vinili no, non li ho visti, diciamo, funzionare, però funzionano. Funzionano, per carità, magnificamente.
Però avere il disco, farlo sentire in compagnia, eccetera, creava anche questa propensione all'ascolto di gruppo, che è il punto nodale del fare musica insieme, che sia dal rap al reggae, al qualsiasi altra cosa, alla musica classica ovviamente. Questa cosa che secondo me sta un po' venendo meno, ma perché lo vediamo proprio, ovviamente mettere insieme 5 persone è una cosa, metterne insieme 50 voi, insomma, è vi molto muovete più, in diciamo, un articolato, ci sono più problematiche da gestire, però i problemi sono sempre gli stessi, insomma, in tutti i generi, in tutti i campi. Poi devi studiare, devi fare prove, devi Sì, lavorare di questo continuo. sì. Bisogna tenere presente che comunque questo tipo di ambiente si vede solo la punta dell'iceberg, si va a sentire il concerto, dura un'ora e mezza e si torna a casa. Beh, in questo i ragazzi ci possono, Sì, sicuramente certo, vi possono ovviamente. sostenere, perché voi praticamente chi suona, quante ore si esercita al giorno, non so. Se vi faccio una domanda pericolosa. È una domanda pericolosa, sì, perché sono... Però insomma immagino che ci sia del lavoro, e in effetti avevamo appunto anche declinato proprio il tema della puntata, musica come passione, ma anche per chi diventa un lavoro, e naturalmente insomma in quel caso come tutti i lavori richiede disciplina e applicazione. Cosa ne pensi di, vabbè, magari è un caso, abbiamo un campione che non hanno gruppi e quindi non suonano, però sono dei buoni fruitori. Invece la tua esperienza, perché tu hai anche delle sale prove. Guarda, quindi... la mia esperienza comunque è abbastanza simile al sondaggio in realtà, nel senso che sempre di più anche i ragazzi che fanno musica o che vengono a studiare musica lo fanno principalmente da soli, cioè magari acquistando le basi ci suonano sopra, si fanno il video a casa, lo pubblicano, quindi sempre meno c'è l'aspetto di trovarsi in sala prove, decidere che brani fare, magari provare anche a fare della musica, quindi lavorare sulle proprie idee, è sempre un po' più esatto sbagliare, rifare, litigare, perché magari uno vuole fare una cosa e uno un'altra. Questa cosa sta un po' sparendo, si vede forse anche sugli artisti che escono poi a livello discografico, che sono sempre più solisti e meno band, soprattutto nel mio ambito sono tantissimi cantanti, poi magari seguiti da musicisti, certo, ma che però sempre meno sono gruppi, che riescono magari anche a fare uno storico, magari nascono anche dei gruppi, però durano veramente una stagione, 2 stagioni e poi si disgregano, il cantante carriera solista e i musicisti rimangono più o meno in cantina. E qualcuno invece che prova a fare musica da solo con, non so, applicazioni? Niente, proprio abbiamo solo fruitori e invece chi appunto lo vive, lo fa per mestiere. Beh, insomma, una realtà variegata, però anche, diciamo, parliamo un po' del panorama anche locale. Andrea, tu che negli anni hai seguito come si è evoluto anche dal punto di vista musicale il nostro Beh, il fatto di parterre essere una friulano. regione che è grande come una grande città, tutta la regione, farebbe pensare che i numeri sono abbastanza ridotti, invece non è così, perché se facciamo un rapporto tra numero di abitanti e produzioni che vengono fatte all'interno della regione, direi che il Friuli ha offerto e continua ad offrire grandi cose. Poi ci sono degli ambiti in cui le cose funzionano bene in un determinato periodo, ci sono dei cali fisiologici, ci sono insomma delle onde. Ecco. Io penso per esempio al jazz che non è mai morto, anzi ci sono sempre nuove generazioni, si rinnova di continuo, si rinnovano i musicisti, si rinnovano i progetti, si rinnovano i locali, anche i generi, i sottogeneri del jazz, quindi è un genere che nella nostra regione da almeno 40 anni. Ci sono anche tante manifestazioni in effetti dedicate. Sì, quello conta molto anche il fatto di avere un luogo di aggregazione dei promoter che non sono solamente dei venditori, ma hanno magari anche la passione per un determinato genere. Poi i nomi, insomma, sì, dovremmo fare un'altra ora di programma, ma c'è poi l'Uomo delle Stelle che va fra un po', per cui comunque i nomi sono tantissimi. Alcuni più fortunati, altri meno, però davvero se facciamo il confronto con altre regioni devo dire che la nostra è non solo perché ci vivo e tiro sulla bandiera del Friuli, ma proprio perché effettivamente ha sempre dato grandi prodotti. Ci sono domande? Qualche domanda? Qualcuno che ha il microfono vuole chiedere qualcosa? Allora, direi che per quanto riguarda
la fruizione musicale, prima è stato chiesto chi va a sentire concerti, molti di voi hanno risposto che positivamente, che ovviamente seguono chi probabilmente grandi nomi anche, quindi è disposto a spostarsi altrove, però adesso con Andrea parlavamo appunto anche del panorama locale e delle manifestazioni locali, regionali, che ovviamente propongono anche artisti di nicchia, penso a Sexton Plug ad esempio, quindi una serie di manifestazioni che danno l'opportunità anche di, visto che i locali che fanno musica non sono poi molti, anzi è una delle... Sempre meno. Sempre meno, uno dei talloni d'Achille. Ma non per colpa dei locali e neanche dei musicisti. Per colpa? Le leggi sono sempre più restrittive, i vicini sono sempre più... I il rumore. Rumore. Questa sera, per fortuna qua non abbiamo vicini perché la prossima esibizione sarà rumorosa, ma insomma dagli studi di Via Nazionale non disturberemo nessuno. Però insomma, dico, non è facile appunto trovarsi in locali, ma ci sono tanti eventi. Voi anche avete detto che partecipate o comunque seguite diversi appuntamenti. Volevo chiedere quali sono i festival di riferimento o se ci sono delle cose in particolare, seguite, non so, con gli abbonamenti a teatro. Chi ha il microfono risponda, se no vi vedo troppo timidi e silenziosi. Prego. Salve. Diciamo che vicino c'è poco o nulla. Viene a pensare il più vicino, il festival di grandi nomi, diciamo, è Treviso, Column Festival o lo Sherwood a Padova, credo. Se no, per quanto riguarda la scena più underground, anche Pordenone va tenuta d'occhio. Però anche a Pordenone hanno chiuso alcuni locali, quindi fanno un po' terra bruciata. Rispetto a, penso, la parte di qua della regione sono molto più attivi e questo mi dispiace un sacco perché da questa parte si sente sempre di meno ed è una cosa molto molto brutta e triste. Anche al tratto al Giovanni da Udine c'è sempre meno. Parliamo di un genere che ormai, la musica classica, sappiamo tutti che è molto noiosa, ma... per noi che magari riusciamo insomma, al suo pubblico seguire, però nella media non è quella più gettonata, è un dato. Però guarda, è anche l'unica rimasta, nel senso, quella la fanno, quella non dà fastidio ai vicini di casa, per fortuna, e almeno qualche... No, non è detto, ok. Però ci sono le mattinee, per cui... non sono così ferrata. Voi invece che frequentate, frequentate anche a Udine, vi spostate fuori? Ragazzi, avete il microfono, chi ha il microfono prenda la parola e parli. No, non ha mai mangiato nessuno, vai. Buonasera, io sono Alberto Del Cecconi e per quanto riguarda appunto andare a concerti di band locali o comunque emergenti, ho visto che i posti migliori a mio parere non sono più locali o comunque teatri, ma sono le sagre di paese, perché ho visto che comunque sono o in luoghi, non dico isolati, ma comunque leggermente più distanti dalle case, quindi vedo sempre più concerti. Difatti l'ultimo che sono stato è stato quest'estate, c'era stato appunto un contest di band emergenti, rock e metal, a Silvela, che è un paesino un po', non so se conoscete. E tra l'altro apprezzo anche il fatto che ci siano sempre più contest nelle sagre o comunque attività promosse dalle Proloco, in quanto essendo ancora studente non posso permettermi di andare a vedere i concerti, quelli invece di gruppi più rinomati. Perché c'è anche un problema di spostamento, di gruppo naturalmente, però è vero quella cosa che hai detto tu, perché in effetti le sagre o comunque probabilmente il clima di festa che coinvolge tutto il paese, tutto sommato, magari evita appunto polemiche, non sempre, però riguardo a volumi e cose. Allora noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo in studio per l'ultima parte con l'esibizione finale. Pubblicità. Immergetevi nelle calde acque termali di Continental Terme Hotel ad Abano Montegrotto Terme e Padova. 5 piscine, centro termale interno per la fangoterapia, convenzionato ASL. Rituali di bellezza presso Beauty Farm da Madama e attimi di benessere presso Spa Talasso e la nuova Spa a Picco sull'Acqua.
Pensione completa a partire da 81 euro. Telefono 049 79 35 22 www.continentaltermehotel.it. Zanatta Vetro Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta. Il martedì dalle 19:45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Metaltech, con i 3 punti vendita di Udine, Spilimbergo ed Ampezzo, dà il via alla promozione di primavera su trasformazioni da vasca in doccia, bagni chiavi in mano ed infinite proposte di superfici. Chiamaci e richiedi un sopralluogo gratuito, sconti mai visti e recupero fiscale del 50%. Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Eccoci ritrovati, ultima parte. Allora, oggi si passa di... Si parla di musica, leggevo un messaggio, qualcuno, Maurizio Savorniano ci chiede la fisarmonica. La fisarmonica questa sera non c'è, però insomma in futuro ci organizzeremo, ma c'è una bella sorpresa insomma per dopo. Una domanda sulla musica friulana l'abbiamo fatta, non sono così conosciuti in realtà dai nostri ospiti gli artisti friulani, ma tornando invece a quello che avevamo detto prima, ci sono delle domande di qua, quindi chi ha il microfono parli e poi anche una risposta. Sì, buonasera, io mi chiamo Roberta. E riagganciandomi al discorso che aveva fatto prima il ragazzo, appunto sulla musica, fra virgolette, priva di significato, penso appunto che bisogna fare una distinzione appunto tra la musica appunto che diventa quasi un bene di consumo, immediatamente fruibile, come potrebbe essere considerato un panino, e la musica che veramente ci dice qualcosa di noi, che veramente quando la ascoltiamo ci racconta delle storie e diciamo contiene dei messaggi e appunto contribuisce alla nostra crescita personale. Di testi o di emozioni, che è una melodia? Una melodia, ma anche i testi ovviamente, sì, diciamo proprio in generale. Cioè, anche per esempio una melodia classica ci comunica tanto, esattamente quanto per esempio delle parole che insomma messe in modo... tocca le corde esatto. dell'emotività, chiaro, la musica ha questo Esatto. potere, come ci insegnano anche i nostri amici. Da Prego, sostenere. c'è un altro intervento. Ciao, sono Ilaria e appunto sempre ricollegandomi a questo discorso, la musica secondo me ha un vero valore quando diventa appunto modo di comunicare, no? Quindi quando può raggiungere persone di tutti i tipi, persone che non hanno studiato, persone che invece hanno fatto a livelli università, insomma master, persone che di diverse età, quindi anziani, bambini. Cioè, secondo me la musica appunto è importante quando riesce ad essere universale e quindi a in qualche modo veramente insomma oltrepassare tutte le barriere.
Beh, questo insomma è uno degli aspetti sicuramente più veri. La musica alla fine unisce generazioni, perché comunque anche ancora oggi uno può ascoltare i Beatles, o per dire uno dei gruppi insomma forse più conosciuti, e trovarli attuali, moderni, o comunque che suscitino emozioni esattamente come negli anni in cui erano uscite le canzoni, chiaramente. Di qua c'è qualche altro contributo, intervento? Qualcuno che vuol dire qualcosa? Prego. Buonasera, Ciao. sono Riccardo. Innanzitutto, parlando di musica, possiamo parlare di passione, perché la musica è passione. E definendo la parola passione possiamo parlare, nel senso, possiamo dire che la passione è individuale da persona a persona, cambia. Quindi non possiamo definire che una musica è corretta e una musica è sbagliata. Ovviamente ci sono vari tipi di musiche e possono, diciamo, dal mio punto di vista, che a scuola analizzo brani, posso definire ripetitive, però per altri magari possono suscitare qualcosa. Quindi la musica va vista da due punti di vista, principalmente, come hanno detto loro, dal punto di vista emotivo e anche da un punto di vista critico. Grazie, certo, la soggettività in questo caso la fa da padrona. C'era invece Alessio che voleva, a proposito di musica che piace, hanno lanciato non un piace. amo come un'ancora, quindi non posso fare. No, la musica classica è una cosa che mi viene spesso detta, non è noiosa. La musica classica è difficile, è una cosa difficile e ovviamente più lenta da raggiungere, e soprattutto è spiegata male di solito, perché... E questo è colpa principalmente di noi musicisti, secondo me, perché ci si ostina spesso a dire vabbè, adesso dimostriamo che sappiamo fare delle cose complicatissime, presentiamo dei programmi complicati da sentire, perché appunto... Però forse c'è una mancanza di non lo voglio dire in maniera offensiva, No, però non c'è forse la cultura, non so, veniamo Cioè, da... bisogna prendere atto che è una cosa complessa e quindi non si può dare in pasto immediatamente delle cose... diciamo troppo impegnative. Bisogna ovviamente avere una gradualità in questo. Ci sono tante occasioni per poter fare un percorso graduale, il problema è che nessuno lo dice, nessuno lo spiega, cioè non dice prima bisognerebbe partire da questo, poi ascolta questo, poi questo, poi questo, poi quest'altro. È come certo tipo di jazz, non ci si può buttare. Beh, insomma, la musica classica è comunque un po' una musica di poi nicchia soprattutto al di là di tutto, senza la musica classica non ci sarebbe niente di tutto il resto che è stato nominato, insomma, stasera alla fine. Andrea, non si può perdere di vista questo, perché, secondo me. Perché il rock ha tutte altre radici, comunque è troppo lungo da spiegare. Una via di mezzo tra Rovazzi e Berio la troviamo? Penso proprio di sì. No, io voglio lanciare una provocazione molto breve. Quando nel XIX secolo, quando sono nato io, no, XX saremo... Adesso, XX secolo, mi ero messo un po' di anni in più. Esatto, giusto un po'. Nel XX secolo la musica, dal dopoguerra in poi, ma forse già dagli anni 30, era sempre una reazione verso la generazione precedente. Quindi era un mezzo per dire ai genitori noi siamo così, voi siete diversi. Adesso questo non esiste più o c'è ancora? Ve lo chiedo. Tu che hai il microfono, dai. In verità io volevo ricollegarmi al discorso che ha fatto Riccardo. Rispondi a due cose, così Allora, la testa al toro. il discorso appunto che dicevamo adesso della musica come barriera, come unione, penso che sia un discorso molto soggettivo, quindi dipende molto appunto da ciò che ci piace ascoltare, perché appunto ci sono le musiche che vengono fatte adesso, quindi quelle pop, che magari possono essere viste come reazione alla generazione precedente, ma ci sono molti di noi, come abbiamo visto prima, che ascoltano canzoni appunto degli anni 70, 80, anche prima. E invece quello che volevo dire io è che abbiamo visto che abbiamo l'angolo musicisti e l'angolo di chi ascolta, e come diceva appunto Riccardo, la musica è passione. Io ritengo che nelle scuole medie, che c'è appunto come materia l'insegnamento della musica, non ci sia abbastanza varietà di strumenti a disposizione dei ragazzi per permettere di sviluppare una passione, perché c'è chi magari da piccolo viene mandato a lezioni di piano, lezioni di violino dai genitori per fargli fare qualcosa, e magari all'inizio non gli piace, ma poi nasce un po' alla volta appunto la passione per lo strumento, e c'è invece altri che non hanno l'opportunità di poter suonare strumenti diversi, si limitano alla chitarra classica, al classico flauto. E volevo appunto chiedere agli ospiti, chiedere appunto agli ospiti cosa ne pensano, se ci sono,
possono essere metodi che magari non siano prettamente legati alla scuola per pubblicizzare, diciamo così, gli strumenti ai ragazzi. Ecco, a voi due che di musica vi occupate, la Secondo me risposta. perché dobbiamo uscire dalla scuola? Nel senso che basterebbe dare un po' una regolata a quello che è il sistema scolastico, se invece di costringere a suonare questi flauti di plastica, che sono una tortura per tutti alla fine, l'insegnante, gli allievi, i parenti. Ci vorrebbe un connubio da quello che accade nelle scuole pubbliche con quelle che poi sono le possibilità che si possono trovare sì. all'esterno, no? Quindi... O perlomeno fare diciamo una materia che sia insegnare musica, però più che altro magari insegnare ad ascoltare più che insegnare a fare. Poi se uno vuole suonare troverà insomma il modo di suonare per conto suo, insomma costringere così secondo me, anzi fa peggio, cioè, secondo me allontana più gente di quanta ne avvicini a questa però un mod in ogni classe con la buona scuola, perché magari. No? Sì, magari sì. Sarebbe trovarne bello. ancora abbastanza. Esatto. Ma realisticamente credo che cambiare un po' l'approccio, puntare agli ascolti sarebbe sicuramente una cosa molto interessante. Ma forse l'ora di musica proprio delle medie è ancora ingessata in un... ma si può benissimo. Sì, appunto, insomma... forse è un po' Bisognerebbe superata, cambiarla, ecco, forse, insomma, esatto. proprio l'idea del flauto, povero flauto, non so se c'è qualcuno che... Prego. Povero niente. E Si alzi in piedi così la vediamo e si presenti, perché questa è una delle insegnanti che ha accompagnato i a quanto è ragazzi. stato detto, e secondo me infatti è importante imparare a percepire. L'allievo deve imparare, la persona prima dell'allievo deve imparare a sentire quello che gli piace. Mi piace il sassofono, mi piace il pianoforte e devo sperimentarlo, devo provarne tanti di strumenti, devo ascoltarla appunto la musica, ma devo sentire che mi entra dentro. E mi dice cosa devo fare. Perché nessuno di noi, penso che anche qui tra i nostri allievi, sia nato con il pallino. Qualcuno ha dovuto scoprire, ha dovuto fare un percorso in se stesso e si è avvicinato piano piano e si è innamorato. Questa passione di cui si parla, si è innamorato della musica, di questo strumento, di una melodia, di un piccolo frammento, di qualcosa che ti avvicina e ti porta. Che poi sia rap, che poi sia blues, che sia jazz. Quello è completamente relativo, non ha assolutamente... E in questo le istituzioni dovrebbero modificare e andare ad ascoltare quella che è la necessità, il bisogno delle persone, che sono persone prima di essere allievi, prima di essere bambini, sono comunque... E questa è una cosa che trovo importante. Non so se c'è qualcun altro che... Certo, grazie. No, adesso il tempo stringe, purtroppo devo salutare velocemente, ovviamente. Per prima cosa ringrazio, vado con ordine, prima cosa ringrazio gli ospiti per essere stati qui con noi, quindi grazie ad Andrea Joime, Alessio Venere e Stefano Palaferri. Chi vuole fare musica sa che ci sono due realtà, insomma, ben disposte anche per voi che fate musica classica. Grazie ovviamente a voi ragazzi che siete stati qui, avete partecipato, grazie ai ragazzi del Liceo Musicale Percotto e grazie alla regia che ho già ringraziato prima per l'allestimento di questa sera, un allestimento molto particolare che ci porta appunto alla chiusura della puntata con l'ultima esibizione. Allora, i multipercussionisti, Leila, grazie, bravissima. Benvenuti, sei tu che parli, prego. Allora, questa è un'esibizione grintosa e che vi prenderà, esatto, energica. Noi siamo il duo di percussionisti composto. Ti rifermo il microfono vicino a te così ti Scusa. sentono, tu sei abituato, no? Come dicevo prima. E, siamo un duo di percussionisti, lui Samuele Fabbro, io sono Alberto Zongaro. E questa sera eseguiremo il brano Specchio di Luigi Mariano. Buon ascolto. Grazie ragazzi, a venerdì.
Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più avanzate a livello sanitario e garantisce a tutti i cittadini assistenza e cure pubbliche di alta qualità. Con la riforma avviata dalla regione si rafforzano le strutture territoriali con attrezzature e nuovo personale e si tengono aperte